Incubo maltempo, la protezione civile regionale dirama un'allerta rossa per le prossime ore nel Bellunese, Alta Marca e Pedemontana, nei comuni rivieraschi, occhi puntati sul Piave. Aggiudicata al consorzio SIS lo stesso della superstrada pedemontana, la realizzazione della via del mare collegherà l'A4 con le spiagge del litorale, la regione cruciale per il turismo. Il PD attacca, trasforma una strada gratuita in una a pagamento. Paura nell'abitazione di Silea, ladri messi in fuga dall'arrivo fortuito del compagno della figlia del proprietario, il racconto di attimi di tensione. Ricercato in Belgio per numerosi furti in abitazione, bloccato dai carabinieri, un 37enne dalle 1000 identità si sospetta fosse nella Marca per continuare l'attività criminale. Rinviati a giudizio un 20enne e un 19enne componenti della banda accusata di sequestrare, picchiare e derubare in un casolare di Vedelago presunti pedofili. Inizieranno l'emergenza dei ritardi per i passaporti, ma oltre 1000 documenti stampati non sono mai stati ritirati. L'appello della questura richiederli solo se necessari. Prošek fuori legge in Europa dal marzo 2024. Oggi l'europarlamentare Paolo De Castro ha incontrato i produttori confermando l'approvazione del nuovo regolamento UE. Sport rugby, brucia ancora al Benetton il pareggio di ieri nel debutto casalingo di United Rugby Championship. In uno stadio di Monigo tutto esaurito, i biancoverdi hanno quasi battuto i campioni in carica del Munster. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi titoli. Vi facciamo subito però vedere, come sempre, come ogni lunedì e come ogni martedì, il sondaggio che abbiamo lanciato già nei nostri telegiornali di oggi e che riguarda un tema molto delicato come quello del fine vita. Se ne sta discutendo ampiamente in queste settimane nuovamente. Allora vi chiediamo: fine vita, serve una legge in Veneto, una legge regionale? Se per voi è sì, è giusto che ci sia una legge regionale. 0422 162 6691. Se per voi invece no, 0422 162 6690. Un dibattito anche molto trasversale, come sappiamo, tra le forze politiche. Come sempre la chiamata è gratuita e l'esito di questo sondaggio, le vostre opinioni questa sera nel corso di Ring. Allora apriamo la pagina dei nostri servizi partendo dal maltempo. Vi do subito un aggiornamento che riguarda il maltempo. A causa delle intense precipitazioni che stanno interessando la montagna veneta, la statale 51 di Alemagna è provvisoriamente chiusa alla zona del Fadalto, quindi nel comune di Vittorio Veneto, in provincia appunto di Treviso. La chiusura si è resa necessaria in via precauzionale in considerazione della attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante che ha registrato il superamento della soglia pluviometrica. Il personale ANAS è sul posto per le verifiche e il monitoraggio del fronte della frana storica a monte del statale. La chiusura resterà in vigore fino a cessata esigenza, quindi c'è già una prima problematica, cioè la chiusura dell'Alemagna nella zona del Fadalto, perché sta piovendo molto intensamente. È una situazione che vede la Protezione Civile, ha visto la Protezione Civile diramare nelle scorse ore un'allerta rossa nelle zone del Bellunese, dell'Alta Marca e della Pedemontana, e intanto nei comuni rivieraschi ci sono gli occhi puntati sul Piave. Dopo il bollettino del CFD abbiamo comunicato ai cittadini residenti nell'area golenare la situazione, abbiamo aperto il COC come appunto prevede la modalità proprio di intervento nella protezione civile e successivamente li stiamo aggiornando mano a mano. La popolazione è stata allertata con messaggi e telefonate fin dalla prima mattinata, poi la decisione, quella di attivare il COC, il centro operativo comunale. A Ponte di Piave sono circa una novantina le famiglie in area golenale. Una mappa aggiornata al piano terra del municipio ne indica indirizzo e numeri di telefono. Abbiamo comunicato ai cittadini quello che è il bollettino del CFD che possono utilmente leggere dal link che gli abbiamo inviato. Li abbiamo aggiornati che ci potrebbero essere delle evoluzioni su cui li terremo aggiornati e dei possibili incrementi del livello del fiume Piave. E che il fiume sia sorvegliato speciale lo indica il bollettino diramato dalla Regione Veneto. Alle 13:30 l'allerta idrogeologica d'arancione diventa rossa sia per il bacino Alto Piave, ovvero il Bellunese, e il Piave pedemontano Alta Marca. In particolare il colore è lo stesso anche per il bacino Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, fascia pedemontana quindi Bassanese compreso. Il COC viene così istituito anche a Montebelluna con funzioni di monitoraggio sull'intero Montello. Ho sentito Antonio Netto, che è il nostro responsabile della protezione civile,
e mi ha confermato che abbiamo attivato il COC e siamo in attesa di disposizioni, quindi è una situazione ovviamente da monitorare. L'allerta idraulica è invece arancione in tutto il Veneto, dall'Adige al Tagliamento. Preoccupano i rovesci in quota ma anche il vento sul litorale. A Treviso città, dove in mattinata è piovuto dentro un'aula del tribunale, si accelera con la pulizia delle caditoie. La caduta delle foglie è avvenuta nei giorni scorsi, purtroppo abbiamo cominciato la raccolta, stiamo proseguendo proprio in queste ore con la pioggia, abbiamo 3 macchine operatrici fuori che stanno intervenendo nei luoghi ovviamente un po' più delicati. Anche da questo punto di vista serve collaborazione con i cittadini, quindi segnalate eventuali situazioni critiche, non stiamo parlando di 2 gocce di pioggia, stiamo parlando di un'emergenza meteo che è stata anche certificata. Sui social è lo stesso presidente del Veneto Zaia a invocare prudenza, se possibile non utilizzare l'auto e rimanere a casa, non stare negli interrati e lontano dai corsi d'acqua. Le ore più delicate saranno quelle notturne. Un altro aggiornamento: Cesone di Valmarino, la strada del Caldarmente è stata chiusa a causa della caduta di un masso. Il comune si è attivato per arrivare a una riapertura dell'arteria in tempi rapidi, così a Cesone di Valmarino. Lo dicevamo, lungo l'asta del Piave, ore di apprensione a Zensoni e sopralluogo nell'area golenale del sindaco con il referente della protezione civile. 5 anni fa l'acqua lambiva il piano stradale, era sostanzialmente a 30-40 centimetri da dove siamo noi adesso, qui era tutto allagato. Un ricordo bruttissimo, speriamo che questo preallarme che ci ha inviato la Regione attraverso il bollettino non si concretizza ancora con un'emergenza di quella portata. Inevitabile tornare a Vaia e alla sua portata distruttrice qui a Zenson, dove sono circa 20 le famiglie residenti in area golenale, tantissimi campi coltivati, dalle viti al kiwi, tanti anche i sentieri in uno dei teatri più evocativi del primo conflitto mondiale. Il dialogo tra sindaco e protezione civile in queste ore è continuo, lo stesso Dallanese con il referente delle tute gialle Gaudenzio Cason è stato in sopralluogo nella zona di Via Caduti in Guerra. Attiva anche la polizia locale che fa riferimento al comando di San Biagio. Stiamo valutando in base ai dati che ci stanno fornendo se è il caso di aprire il COC e in che momento aprirlo. Il gruppo comunale di Zensone di Piave siamo 27 volontari. Stiamo valutando minuto per minuto insieme anche con i colleghi sindaci e con il genio civile ed eventualmente, vedendo anche poi la quantità di acqua che questa notte scenderà oppure no, valuteremo di aprirlo eventualmente questa notte o domani mattina. In ogni caso le famiglie dell'area golenale sono già state avvisate porta a porta, un alert specifico è stato diramato anche a Salgareda. Noi ieri sera con il coordinatore e gli altri volontari del gruppo siamo passati famiglia per famiglia. Ieri pomeriggio, appena era arrivato il precedente bollettino che oggi è stato confermato, avvisando che ci poteva essere una criticità da questa sera a domani. Noi abbiamo un buon rapporto con i residenti dell'area golenale e abbiamo voluto di persona andare a spiegare bene, senza creare inutili allarmismi, però comunque informarli sull'eventuale possibilità. Vi terremo ovviamente informati se ci sono altri sviluppi nelle prossime ore. Adesso lasciamo la cronaca, ci torniamo fra pochissimo, parliamo di un'importante via libera, visto anche il tema della viabilità e anche delle polemiche che ci sono state in questi mesi, in queste settimane. Il consorzio stabile SIS, il medesimo della superstrada Pedemontana Veneta, si è aggiudicato la realizzazione della via del mare, lo ha annunciato oggi la Regione con il governatore Zaia. Il progetto prevede un cronoprogramma di 3 anni di lavori per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale della lunghezza di circa 19 km, a 2 corsie per senso di marcia, oltre a quello di emergenza, tra il nuovo casello di Meolo lungo la 4 e il comune di Jesolo fino alla rotatoria della Frova. Opera realizzata in project financing, il costruttore dunque si rifarà dell'investimento grazie ai pedaggi che saranno di circa 2,50 € per le auto e 4,50 € per i mezzi pesanti. Sono previste esenzioni, fa sapere la Regione, per l'intera durata della concessione per tutti i comuni interessati dall'opera, cioè Roncade, Meolo, Musile di Piave, Sandona di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea, Jesolo e Cavrino Treporti, oltre che per Treviso, San Biagio di Callalta, Monastera e Silea per i primi 2 anni. Per la Regione, in queste ore un'opera cruciale per eliminare le criticità della viabilità verso il litorale
e anche per implementare il turismo. L'opposizione in regione invece attacca, lo facevano anche i sindaci un po' della zona della Marca nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Non solo non risolve i problemi, essendo un progetto vecchio di 10 anni, attacca il PD del Veneto, ma con una rettifica di tracciato trasforma una strada gratuita in una strada a pedaggio, senza contare le serie conseguenze su un territorio, conclude il PD, prezioso, adiacente alla Laguna di Venezia. Dunque una notizia che dà un via libera e che crea però nuovamente delle altre polemiche. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Ci saranno annunciati dall'assessore regionale De Berti anche dei tavoli ovviamente di concertazione con i sindaci interessati dai lavori. La Via del Mare, una nuova dunque viabilità per il litorale, anche tra gli obiettivi è quello di evitare gli schianti e di migliorare, diciamo così, la sicurezza stradale in una zona davvero difficile come quella della Treviso Mare. E a proposito di sicurezza stradale, c'è un dato di nuovi controlli nel weekend nella Marca trevigiana da parte delle forze dell'ordine. Ancora una volta le cifre dimostrano quanto sia difficile la situazione. 20 le patenti ritirate soprattutto per guide in stato di ebbrezza, per un totale di 434 punti decurtati, ben 37 i verbali per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, un fenomeno che sembra purtroppo allargarsi. Sul campo hanno operato tutte le forze dell'ordine, comprese le polizie locali, iniziativa che è stata pianificata a livello nazionale, quindi controlli e un'altra strage di patenti ritirate lungo le strade della Marca. Un'altra piaga, oltre alla sicurezza stradale, è quella dei furti a Silea, l'ultimo caso. In questo caso un furto sventato per l'arrivo fortuito di una persona, il compagno della figlia del proprietario di casa, che ci racconta quanto accaduto e dice anche: così è difficile vivere. Ha visto una persona che passeggiava avanti e indietro, ma non ha fatto più di tanto caso a sta roba. Però nel mentre ha guardato dentro in casa, nel giardino, e ha visto un'ombra che si spostava dentro casa. Via Tezze, Silea, ore 6 di domenica pomeriggio. A casa di Raffaele Pizziol c'era solo il figlio, il resto della famiglia ad una festa di laurea nel paese accanto. Pochi chilometri percorsi velocemente dopo l'allarme lanciato dal ragazzo di una delle figlie di Raffaele, trovatosi quasi a tu per tu con i malviventi che cercavano di entrare in casa. Quando lui ha visto sto movimento strano in giardino, ha aperto la porta e la macchina. Come si è accesa la luce dell'abitacolo, quello che passeggiava avanti e indietro in strada, che molto probabilmente faceva da palo, ha parlato in, penso, una lingua del nord-est, una roba del genere. Si sono parlati fra di loro e, come se chiamasse quello che era dentro, sono usciti, cioè è uscito quello che era dentro da casa mia ed è... praticamente sono scappati. A Cento dell'Est nessun timore a farsi vedere, gli scuri di casa chiusi tranne quello del bagno, finestra dalla quale uno dei due ladri stava provando ad entrare. Loro avevano già tentato di entrare là, fortunatamente disturbati da mio genero, sono scappati, ma non hanno fatto in tempo a sforzare la finestra, a far buchi. Fortunatamente è andata bene. Però l'intenzione sicuramente era quella di entrare. Arrivati a casa, Raffaele e la famiglia hanno controllato che tutto fosse in ordine. Trovata aperta la porta del piccolo magazzino dove viene tenuto il pellet. Forse, dice Raffaele, pensavano che da lì si potesse accedere alla casa. Se mio genero non fosse arrivato in quel momento, dice, mio figlio si sarebbe trovato i ladri faccia a faccia. Furto sventato dunque, ma restano l'amarezza e la paura. Fortunatamente è andata bene, fra virgolette, però non si può vivere in queste condizioni. Era una primula rossa, ricercato in Belgio per decine di furti e anche in possesso di numerosissimi alias, di numerose false identità. Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri e intanto nella Marca continuano anche le tentate rapine e gli arresti. Arrestata nel Monte Bellunese la primula rossa del Belgio, deve scontare 10 anni per una lunga serie di furti in abitazione. A scovarlo in un hotel i carabinieri di Montebelluna. L'uomo, 37 anni di origine albanese, in possesso di svariati alias, è sospettato di essere nella Marca con altri soggetti per mettere a segno reati predatori. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Sempre a Montebelluna, nei pressi della stazione ferroviaria, sono scattate le manette e i polsi del 29enne marocchino che ha aggredito un connazionale strappandogli dalle mani il
giubbino con all'interno il portamonete. È accusato di rapina impropria, bottino recuperato e restituito. A Spresiano, un ventenne sempre di origini marocchine è stato sorpreso in un parcheggio pubblico dal proprietario di un'autovettura mentre stava asportando degli oggetti custoditi nel veicolo. Vistosi scoperto, il giovane, nel tentativo di fuggire, non ha esitato a spintonare sia la vittima del furto che i militari giunti sul posto. Ed è sempre lui che, posto agli arresti domiciliari, si è reso responsabile di un'evasione. Il giovane è stato trovato nei pressi del campo sportivo di Spresiano ed è finito a Santabona. Ed ancora a Conegliano, i militari dell'Arma hanno arrestato un 24enne della zona. Il giovane è sospettato di essere responsabile della rapina commessa il 25 settembre scorso in un esercizio commerciale della città del Cima. Quando si è introdotto negli spogliatoi del personale, dopo aver forzato un armadietto, si è impossessato di uno smartphone e di denaro contante, per poi allontanarsi, non esitando a spintonare con forza un dipendente che aveva provato ad impedirne la fuga. Nella notte, intanto, a Oderzo, alcuni malviventi si sono calati dal tetto facendo irruzioni in un supermercato. Il tempestivo intervento dello stesso personale del negozio ha fatto desistere gli ignoti malfattori che stavano danneggiando proprio la centralina di allarme della struttura, evidentemente per poi agire indisturbati. Sul posto i carabinieri. Ancora la cronaca: sono stati rinviati a giudizio del pubblico ministero 2 giovani, un ventenne e un 19enne, accusati di sequestro di persona, rapina aggravata, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere. L'aggressione era avvenuta in un casolare a Vedelago lo scorso febbraio, lo ricorderete. 2 avevano agito insieme a un minorenne. La banda sarebbe responsabile di almeno 8 aggressioni ai danni di altrettanti uomini sospettati di essere pedofili. 3 li adescavano tramite la rete e poi li convincevano a incontrarli in luoghi isolati dove scattava la trappola. Li minacciavano, li picchiavano, li derubavano. Dalle indagini, dai cellulari sequestrati ai ragazzi, i carabinieri erano riusciti a risalire l'identità delle vittime. C'erano state le denunce agli arresti e poi avevano raccontato: l'abbiamo fatto per vendicarci di presunti pedofili. 2 di questi, 2 maggiorenni, un ventenne e 19enne, dunque andranno a processo. Ancora la cronaca: un liquidatore giudiziale è stato denunciato per turbativa d'asta dalla Guardia di Finanza e segnalato alla Corte dei Conti per danno erariale. Si tratta di un professionista trevigiano che si occupava di una procedura di concordato preventivo del valore complessivo superiore ai 60 milioni di euro. I finanzieri hanno accertato che il pubblico ufficiale ha turbato dal 2021 al 2022 la regolarità di 2 distinte gare d'asta per l'assegnazione di alcuni beni immobili inseriti nella procedura di concordato. Lo ricorderete, era stato un caso, un'emergenza davvero con tante proteste, quella all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno e anche nei mesi successivi, dei ritardi per i passaporti, per le richieste di passaporto. Ebbene, diversi mesi dopo la situazione è completamente cambiata, o meglio, le cifre raccontano qualcos'altro. Sono oltre 1 migliaio i passaporti stampati ma mai ritirati dai richiedenti. Insomma, cittadini che hanno compilato moduli, pagato bollettini, le marche da bollo, ma poi hanno lasciato il documento personale valido per l'espatrio pronto in questura. Un numero che sta crescendo di giorno in giorno, e tutto questo in una situazione già difficile dove il numero delle richieste negli ultimi mesi aveva messo in difficoltà il personale di polizia, tanto che il questore di Treviso a gennaio aveva spiegato ai nostri microfoni di aver potenziato gli uffici per cercare di dare risposte alle migliaia di domande. Erano state attivate anche le procedure per accelerare le pratiche per i casi urgenti. Quello che mi preme dire è che chi deve partire ha la possibilità e il diritto di avere il passaporto per tempo. Così il questore aveva assicurato di rilasciare per tempo i passaporti a quanti ne avevano la necessità, e così è stato. Evidentemente però qualcuno ha pensato di fare richiesta senza averne bisogno. Così negli uffici si stanno ammucchiando i documenti per l'espatrio e si tratta, hanno fatto sapere dalla polizia, di passaporti stampati richiesti seguendo la procedura prevista per le urgenze. Insomma, l'urgenza evidentemente non c'era proprio, ma probabilmente queste persone sono passate davanti a chi invece ne aveva davvero un reale bisogno. L'appello della polizia è chiaro: appare opportuno sensibilizzare la cittadinanza a ricorrere alle procedure previste per le urgenze solo in caso di reale necessità. Intanto le misure adottate hanno consentito di accorciare considerevolmente i termini previsti per ottenere il documento, e grazie a questo impegno la provincia di Treviso oggi può considerarsi al di fuori della fase emergenziale.
Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di Prošek, ma anche della situazione davanti alla stazione di Treviso, il Benetton Rugby e l'impresa sfiorata. Insomma, ancora tanti servizi, poi la pagina bellunese, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, parliamo del Prošek che sarà fuori legge in Europa da marzo 2024, la conferma arrivata dall'europarlamentare Paolo De Castro che oggi ha incontrato i produttori. Finalmente mettiamo la parola fine sul caso Prošek, sul caso aceto balsamico, cioè su tutti quei tentativi di emulare o di evocare il nome delle nostre indicazioni geografiche. Il testo, preparato dalla Commissione europea per l'agricoltura e studiato dal 2022 dall'europarlamentare del PD Paolo De Castro, che ne fa parte, è stato approvato il 24 ottobre. Ora andrà tradotto in 22 lingue, approvato definitivamente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A marzo del 2024 dovrebbe essere operativo. Parliamo del nuovo regolamento dell'Unione Europea sulle produzioni di qualità e sulle IG, le cosiddette indicazioni geografiche. In sostanza vieta il Prošek definitivamente e introduce novità fondamentali per i produttori, soprattutto italiani. Più potere ai consorzi, viene allargato il loro ruolo anche nel turismo enogastronomico, così come tanta semplificazione in più, finalmente tempi certi per la modifica dei disciplinari, 6 mesi e poi ancora più tutele che riguardano i domini internet, che riguardano i sistemi di indicazione geografiche copiati da questi siti internet che attraverso un sistema di geoblocking saranno bloccati dentro i confini dell'Unione Europea. Si rafforza così il sistema di difesa per le denominazioni di origine, minacciate continuamente da imitazioni che ne mettono a rischio anche il valore, come è accaduto con il Prošek. Un regolamento che arriva dunque al momento giusto. Accade in un momento in cui questa nostra denominazione, il Colleano Valdobbiadene, Prosecco Superiore, deve comunque affrontare temi davvero difficili nel futuro, nella propria viticoltura eroica, nel proprio patrimonio e quindi sul rafforzamento del potere dei consorzi e sul rafforzamento dell'aspetto di sostenibilità è davvero un grande aiuto. La prossima sfida è estendere la protezione ai mercati extraeuropei. Al momento per ogni paese come Cina, Brasile o Stati Uniti è sufficiente rispettare le proprie leggi che possono essere diverse e meno protettive di quelle europee. Torniamo adesso a Treviso, torniamo a parlare dei disagi della scorsa settimana di fronte alla stazione per i lavori alla stazione di Treviso. Sul posto da oggi nelle ore di punta gli agenti della polizia locale a controllare il traffico e poi la nuova viabilità. Sia stamattina che anche adesso, in orario di uscita delle scuole, abbiamo oltre 3 pattuglie, quindi una decina di agenti che tra qui al nuovo passaggio pedonale garantiscono la viabilità in modo tale che il traffico possa fluire in condizioni di sicurezza. Saranno presenti per tutta la settimana gli agenti della polizia locale schierati davanti alla stazione dei treni per indirizzare gli studenti che scendono dai bus alla fine delle scuole, disorientati dalla nuova viabilità. Dopo i disagi della scorsa settimana legati al traffico e alla mancanza di sicurezza per i pedoni, con l'inizio dei lavori del cantiere di RFI e in seguito al vertice di venerdì a Cassugana, i problemi sembrano rientrati. Cercheremo di incrementare, oltre che la presenza, anche la segnaletica e in modo tale che gli studenti possano capire dove andare ad indirizzarsi in modo sicuro, quindi sul nuovo tracciamento pedonale. Nonostante la presenza degli agenti, la polizia locale fa sapere che sono troppi gli studenti da far defluire. È necessario pertanto che la comunicazione del cambiamento della viabilità arrivi nelle scuole. Già da appena rientro mi metterò in contatto con la dirigente scolastica per fare in modo che tutti gli istituti possano essere avvisati di questa novità. 1 anno e mezzo di lavori se tutto procede secondo i piani. Stiamo cercando di coordinare le tempistiche in modo da evitare che ci sia il disagio davanti alla stazione e anche il disagio di via Cacciatori, tant'è che stiamo lavorando per slittare di qualche mese l'inizio dei lavori di via Cacciatori in modo tale che una volta che si sblocca la situazione davanti alla stazione dei treni possiamo cominciare a creare qualche piccolo disagio anche in viale Trento Trieste. Cantiere quello che coinvolge Piazzale Duca d'Aosta che sta creando scompiglio. Dal consigliere Denardi di Treviso Civica l'attacco frontale al sindaco Conte. La giunta Conte dice dimostra la sua totale incapacità di programmazione ed esecuzione e siamo solo all'inizio. Nei prossimi mesi dovranno partire in contemporanea molti lavori importanti finanziati dal PNRR e l'impressione è che i trevigiani avranno una vita molto difficile. Un botta e risposta che non si è fatto attendere. Ricordo
che il cantiere non è del comune di Treviso ma è di RFI, e forse questo sfugge a qualche consigliere comunale un po' distratto, tra cui ovviamente Giorgio Denardi, che dimostra di avere un po' di confusione in testa. Volevo rasserenarlo che io sono passato tutti i giorni in cantiere, non ho visto invece il consigliere Denardi mai una volta passare in cantiere. Lo sport, il rugby, era stata impresa al debutto del United Rugby Championship in trasferta contro Cardiff, la vittoria strepitosa. Poteva essere una seconda impresa, quella di ieri nel debutto casalingo in uno stadio di Monigo da tutto esaurito. È arrivato un pareggio che però brucia ancora perché è contro i campioni in carica. Bene, ma non benissimo. Nel secondo turno di URC, il campionato celtico al quale partecipano Benetton e Zebre, le due franchigie italiane, Treviso pareggia per 13-13 con Munster, la corazzata irlandese, campione in carica. Un ottimo risultato, certo, ma pensando che il Benetton era in vantaggio 13-3 all'intervallo e ancora 13-6 negli ultimi minuti, il pareggio lascia l'amaro in bocca. Il Benetton parte bene, la difesa è un muro, l'inglese di origini samoane Umaga segna per primo, risponde dalla piazzola Carberry, uno degli esclusi eccellenti della squadra irlandese per la Coppa del Mondo, e poi ancora Umaga. Il 6-3 resta bloccato a lungo, più di 20 minuti, poi arriva l'affondo trevigiano. Rhino Smith, il sudafricano, come sempre tra i migliori in campo, va in meta dopo che gli avanti rubano la palla agli avversari in rimessa laterale. Umaga trasforma e il Benetton comincia a sperare. 10 punti di distanza, squadra in crescita, Monigo tutto esaurito e tifosi esaltati. Nella ripresa Munster tenta di riaprire i giochi, ma Treviso resiste. Passano 33 minuti e il tabellone dice sempre 13-3. Improvvisamente Munster centra i pali per il 13-6. Il Benetton cerca di rimanere lontano dalla propria area di meta, ma non ci riesce. Arriva alla meta di Aern con relativa trasformazione. È pareggio, una beffa, un bel risultato, chissà, oppure una delusione, come afferma l'allenatore Marco Bortolami. 2 punti in classifica a testa, che potevano essere 4 per i biancoverdi. Essere delusi fa bene, significa che la squadra sa di poter lottare per i playoff. Allora è meglio pensare già domenica prossima, quando Monigo sarà ancora protagonista. A Treviso arriveranno, calcio d'inizio alle 14:30, i Golden Lions, squadra di Johannesburg infarcita di giovani talenti sudafricani, e per Treviso potrebbe cominciare il recupero dei tanti nazionali rientrati dalla Coppa del Mondo. E adesso andiamo nel Bellunese. Ancora in primo piano le Olimpiadi Milano-Cortina. Per la fine della telenovela sulla redistribuzione delle gare bisognerà attendere ancora 10 giorni. Nuovo appello intanto del governatore Zaia a Fondazione e CIO. Non possiamo, dice, presentarci a Cortina con 8 gare e 24 medaglie. Intanto il Presidente del Veneto ricorda i benefici per il territorio già acclarati. Sentiamo le parole questa mattina a Palazzo Balbi. Tanto le Olimpiadi ce le abbiamo, adesso vediamo di capire, di portare a casa. Voglio già dire che comunque un risultato a tavolino c'è, 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo che vedranno le Olimpiadi del Veneto, 1,5 miliardi di PIL di incremento e 1,5 miliardi di opere che comunque sono cartografate. Dopodiché adesso discuteremo anche di gare. C'è una deadline, cioè una data entro la quale bisogna decidere chi ospita cosa. Ma io penso che ne avremo una decina di giorni per capire dove andrà il Bob e poi da qui cercheremo di capire quale sarà la proposta che ci verrà fatta. Ma nella totale serenità, guardate, questa non è una lotta contro qualcuno, ma è una questione di buonsenso. Adesso parliamo del referendum per la fusione. Si sono concluse infatti attorno alle 16 le operazioni di scrutinio per il referendum regionale di fusione dei comuni di Quero Vas e Alano di Piave. Il risultato è stato atteso, è stato sì per circa l'80% degli elettori dei due comuni che confluiranno nella nuova amministrazione chiamata Sette Ville. Il nome fu scelto a larga maggioranza nel referendum fra i cittadini elaborato la scorsa primavera. L'affluenza definitiva ai seggi è stata pari al 34,64% a Quero e il 36,97% ad Alano, quindi nasce Sette Ville dalla fusione di questi due comuni. La sanità, la nefrologia e dialisi del San Martino di Belluno apre piste in regione per tutta una serie di attività. Vediamo quali.
Sono trascorsi una manciata di minuti dalle 12:30 in una finestra dello schermo del computer del primario di nefrologia e dialisi del San Martino di Belluno compaiono Cinzia e Donatella, 2 infermiere dell'ospedale di Pieve di Cadore che hanno appena salutato gli ultimi pazienti della mattinata sottoposti a emodialisi. I valori delle terapie di ora in ora sono stati monitorati a distanza da un nefrologo a Belluno. Tutto è andato bene. È la potenza della telemedicina applicata alla branca della nefrologia che per i malati della provincia di Belluno significa poter ricevere le cure vicino a casa o addirittura al proprio domicilio, evitando lunghi spostamenti. Noi dall'ospedale possiamo controllare, vedere e comunicare con i pazienti che fanno dialisi a domicilio o presso l'ospedale di Pieve e di Agordo in massima sicurezza. I parametri arrivano in tempo reale. Videocamere ad altissima risoluzione con un sistema audio integrato consentono di vedere i pazienti durante le 4 ore di permanenza necessarie per l'emodialisi ad Agordo e a Pieve di Cadore oppure a domicilio dove vengono seguite le dialisi peritoneali. Noi già abbiamo attivato in modo importante in questi ultimi anni la possibilità di fare dialisi al domicilio o fuori dall'ospedale, quindi sul territorio. In più adesso monitoriamo con molta più sicurezza anche tutta una serie di parametri. 11.430 emodialisi nei primi 7 mesi dell'anno per un totale di circa 100 pazienti, oltre 3.500 prestazioni ambulatoriali e 168 ricoveri, il 48% dei quali da fuori provincia e regione. Un reparto, quello del San Martino, apripista in Veneto non solo per le prestazioni ma pure per il supporto in convenzione per attività didattica e interventistica all'ospedale di Castelfranco e per attività di tutor al master in accessi vascolari per dialisi alla scuola Sant'Anna di Pisa. Ci fa onore a questa azienda sanitaria, ma penso anche che faccia onore proprio al territorio dell'azienda, no? Quindi anche alle amministrazioni comunali sapere che qui a Belluno c'è questo tipo di servizio. Penso sia la miglior risposta a chi giustamente per quello che pensa ha manifestato sabato. Noi stiamo lavorando. Riferimento ovviamente era la manifestazione con oltre 4.000 persone lungo le strade di Belluno per la sanità. C'è tensione fra i territori di San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo e al centro della polemica questa volta ci sono i lavori per la realizzazione della variante di San Vito. Nelle immagini che vi mostriamo si può vedere lo scavo che predispone l'intervento accanto ad abitazioni, scuole e al polo turistico, eccolo qui, del lago di Mosigo. Uno scempio ambientale di vaste proporzioni, scrive Roberta De Zanna della lista Cortina Bene Comune, che si chiede come mai per questi lavori non siano state previste opere di mitigazione come invece previsto per la variante di Cortina, coinvolta a sua volta perché la variante di San Vito nasce per velocizzare il transito sulla 51 di Alemagna e perché l'amministrazione Lorenzi si è costituita contro i ricorsi portati avanti dal comitato No Variante nato per difendere il territorio di San Vito. L'auspicio di De Zanna è che il problema del traffico venga affrontato una volta per tutte in un'ottica più ampia perché, afferma la consigliera, non possiamo continuare a cementificare ogni cosa. Da una polemica all'altra, ma torniamo a Belluno con l'ex sindaco Massaro che replica gli attacchi dell'amministrazione De Pellegrin sul caso dell'ex Monte di Pietà. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Quello che sta accadendo adesso era lo stesso problema che c'è stato per 10 anni e per 10 anni il Comune di Belluno lo ha gestito insieme alla Fondazione Cari Verona, quindi non c'è nessuna novità particolare. La necessità di sottoporre il palazzo dell'ex Monte di Pietà a lavori di adeguamento dell'antincendio erano noti, lo afferma l'ex sindaco di Belluno, oggi capogruppo della lista in movimento Jacopo Massaro, che replica alle accuse di avere in un certo senso complicato la trattativa con la proprietà Fondazione Cari Verona per avere rivelato la messa in vendita dello storico immobile. Fondazione Cari Verona ha sempre avuto questa necessità, abbiamo però sempre interloquito e siamo sempre riusciti a trovare degli accordi insieme. Il fatto che il Comune se ne sia forse un po' disinteressato ha fatto nascere questo problema. Ora però è tempo di pensare al futuro del palazzo che ospita da decenni storiche istituzioni culturali bellunesi, depositarie di archivi documentali e di volumi tutelati dalla soprintendenza. ISBREC, Fondazione Angelini, Archivio Storico e Circolo Culturale Bellunese stanno lavorando insieme al Comune per cercare di capire come venire a capo di una situazione che oggi appare assai delicata. L'obbligo è quello di trasferire tutto il materiale cartaceo che è a rischio antincendio. E ricordiamoci che il certificato di prevenzione incendi scade il 31/12 del 2024, quindi abbiamo perso in questo momento qua il controllo della situazione quando avevamo davanti ancora un anno tranquillamente da poterci gestire e sappiamo che ci sono dei lavori da fare che hanno una portata dal punto di vista economico abbastanza limitata. Si tratta di trovare la quadra. Con Fondazione bisogna parlarci, afferma Massaro, per nulla sorpreso della decisione
di Fondazione Cari Verona, che ha deciso di mettere sul mercato l'ex Monte di Pietà allo scopo di valorizzare il proprio patrimonio, che altrimenti rappresenterebbe soltanto un costo. La Fondazione ha sempre receduto dalla volontà di vendere perché facevamo degli accordi su come gestire insieme questa situazione da qui in avanti. Se uno scarica a Fondazione Cari Verona completamente la responsabilità e si disinteressa di quelli che sono all'interno di questo edificio, e quindi Fondazione Angelini, Isbec, Circolo Culturale Bellunese, chiaramente a un certo punto Fondazione dice: scusate, io mi riprendo il mio mobile. Prima di lanciare il meteo vi ricordo la notizia che abbiamo dato anche in apertura parlando del maltempo, e cioè che la statale 51 di Alemagna è provvisoriamente chiusa nella zona del Fadalto, quindi nel comune di Vittorio Veneto, in via precauzionale per l'attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante, che ha registrato il superamento della soglia pluviometrica. Sta piovendo molto e c'è anche il monitoraggio del fronte della frana storica a monte della statale, quindi chiusa in questo momento, e lo sarà fino a cessata esigenza, la statale 51 Alemagna a Fadalto, quindi nel comune di Vittorio Veneto. E allora, mai come in queste ore, è necessario capire che tempo farà. Lo vediamo con il meteo e con questo ci salutiamo. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Benvenuti al meteo. Ponte di Ognissanti caratterizzato da un via vai di perturbazioni sul nostro territorio. Tempo instabile nella giornata di martedì 31 ottobre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente il cielo sarà piuttosto nuvoloso, saranno poi probabili precipitazioni diffuse fino a parte della mattinata, poi in diradamento e in esaurimento entro il tardo pomeriggio sera, con qualche parentesi maggiormente soleggiata. Possibili criticità idrogeologiche, dunque prestare la massima attenzione. Temperature stazionarie o in lieve variazione, minime sui 4-12 gradi, massime tra 16 e 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo piogge anche molto intense e abbondanti, dal pomeriggio miglioramento, alla sera più sereno. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso con rovesci quantomeno fino alle ore centrali della giornata, in seguito parziali schiarite. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,